Namaste e sono contento che noi tutti siamo qua. Che vuol dire yoga? Yoga vuol dire da una gran unione. Yoga vuol dire più. Quando due cose mettono seme, diventa unico, questo vuol dire parola da yoga. Poi oggi anche visto che questa parola già fruttato, come che Giuliano unito tutti gli studenti insieme, e questo vuol dire da una parola da yoga, che c'è una riunione o associazione più due cose quando diventa unici una, questo vuol dire da provinto da yoga. Nostro anima quando è mescolato con Dio, non direttamente, prima deve fare nostro corpo fisico unire con corpo mentale. Quando il corpo mentale e corpo fisico è unito, puoi unire con nostro corpo mentale, corpo fisico, con corpo energetico. Quando questi tre corpi uniti, poi quattro corpo energetico trova automaticamente. Poi c'è quattro corpo psichico che è unito automaticamente con i nostri tre corpi. Quando questi quattro corpi uniti trova da corpo da anima automaticamente questi quattro corpi. Poi quando è unito il nostro corpo da anima con questi quattro corpi, poi c'è una grande riunione per trovare da Dio. Quando questi cinque corpi, sistema corpo da divino, uniti automaticamente. Questa grande riunione vuol dire da yoga. Quando è unito il nostro corpo fisico, corpo mentale, corpo energetico, corpo psichico e corpo anima e corpo divino. Quando è uniti tutti è già una illuminazione infinita. Io auguro per tutti voi che questa unione già porta da voi tutti per uniti con Divino, con Dio. Saluto, ciao.